Benvenuti alla seconda tappa della Sardinia Tekken League. Qui è il vostro solito Hendrix. Qui con me il signor Druega che si farà comunque adibito alla regia. Sì, mi sono proprio inquadrato al tavolo regia. Bene, partiamo subito con la prima sfida, vedo, perché mi sembra che stiano iniziando, no? Sì, in teoria sì. Vai! Ringraziamo comunque il gioco Mix che... Commenta il match che poi ringraziamo tutti. Vai, vai, vai. Ah no. Ok, andiamo avanti. Qui è il signor Golden contro Claudio Serafini, che purtroppo non usa Claudio. Che è un po' imbarazzante. Del Perry. Ha shottato col Perry. Onesto. Miseria. Gioca, questi ragazzi permettono nuovi. Io conosco Golden perché è passato in negozio, ma ok, sono nuovi totalmente. Vediamo come se la cavano. dalla scena sarda, sì, sono la prima volta che si sono avvicinati. Sono molto contento. Comunque Serafini ha qualcosa in più evidentemente. Vediamo cosa riuscirà a fare adesso il signor Golden. Riuscirà a togliersi da questa brutta situazione. Ok, 2. Mamma mia, cosa manca questa presa. Ah, non c'è da usare lo più. Super, forse è entrata? No, viene controlata e muore male. Ragazzi, vi ricordo che questo torneo è il New Challenger e sono tutti nuovi giocatori che non si avvicinano alla scena dal paleozoico praticamente. E quindi non... Nuovi giocatori che però sembrano promettenti. essere sul pezzo, dai. Sì, sì. C'è stato un disguido tecnico prima, ma abbiamo risolto tutto. Okay. Ecco la nostra postazione regia. Attenzione, telecamera titubante. Telecamera titubante, ma ci siamo. Siamo ripartiti dalla seconda parte del secondo round. Secondo round. No, secondo match. Secondo set. Claudio conduce per 1-0. Sì. Cioè Golden che sta riuscendo a cercare bene il sintetismo per fare le prese per riuscire a contenere i danni agli. Quando è bello il rumore che si scoppia il gomito nel secondo momento. Ah, non farà lo stesso colpo, anche se un altro. Fa la super, non può fare la mente la raid. No, ammazza. Direi 1-0 per Golden. 1-0 per Golden. Ha chiamato e che lo stesso cioè non è pervenuta in questa super. Mi dispiace. Comunque inizia a 33. Mentre in regia ci rinfreschiamo. Oh wow, non facciamo pubblicità occulta, mi scusi. No, infatti non la facciamo vedere, ma ci rinfreschiamo lo stesso. Comincia nell'occhio. No, la super è fatta a caso. Avanti 2. Peccato perché qui si è giocato il round sicuro, Peccato, lo vediamo anche lì sconsolato. 3 più. Sono giocatori che non sono neanche quando sono questi tempi. E che comunque dopo si vergogneranno magari ti interesseranno. FF3 è la X, dai. Sono tutti, 1 è quadrato, 2 è triangolo, 3 è la X e 4 è il cerchio. Vabbè, adesso siamo anche siamo Wikipedia con i parlanti. Dai, ci sta. Comunque l'ottimo passo da parte di Golden. DF2. Più. Ok, combo sono la presa 10. Giocata. Vabbè, avrebbe avuto figli comunque, la mettiamo caricamente. Questa peccato, non ha punito ma ha dato. Non era combo, no? Infatti. Dopo la ginocchiata c'è quella combo molto sgrava. Mi sa che entra anche avanti 2 lì. Mi sembra che siano 2-0, quindi dovrebbe aver vinto sì. Claudio, giusto? Sì. Claudio Serafini, mi scusi, ha Claudio vinto. Serafini. È proprio un peccato che non usi Claudio. Ne stanno facendo un'altra probabilmente. Ah, perché la prima partita mi sa che aveva... Vediamo che da regia. Ovviamente quel figuro... No, ragazzi, infatti, non... sono 2. FT2. Sì, FT2, bisogna informare i ragazzi che hanno finito. Già, c'è un Li ha informati Coif, li ha informati Coif. Sì, uguale. Sì, perfetto. Bene. Mi comunicano che la prossima sfida dovrebbe essere con Grongo, no? Snake contro Grongo, una vecchia gloria. Una vecchissima gloria, grande Grongo. Minchia Grongo, questo torneo sei il mio eroe. Contro Snake che è un altro giocatore che conosco, Snake 87, che ha dato già un paio di giochi in vecchi tornei, però
Vediamo che forse riuscirà a brillare in questa. Intanto possiamo ringraziare il Gio Comics per averci ospitato anche quest'anno e per aver ospitato la seconda tappa ufficiale della Sardinia Tekken League. E speriamo di poter concludere il campionato al prossimo Gio Comics. Ah, minchia, l'ultima tappa è veramente applicata. Sembrerebbe veramente così. Dovremmo fare l'ultima tappa al prossimo Gio Comics. Col palco, con le subrette, insomma. Con le subrette addirittura. Vabbè, io Non promettiamole, perché qui la gente ci viene veramente. È fantastico. Intanto cosa succede? Perché non hanno ancora incominciato? Lo sanno che abbiamo poco tempo. Ah, c'è stato un casino probabilmente con i joystick. Andiamo a vedere E quindi. che sfida si prospetta e editiamo immediatamente la grafica. Ricordiamo che bisognerebbe dire purtroppo ai player di sedersi nelle giuste sedute. Sedili. Sì, Sediate. in quanto vedo che si sono seduti dalla parte sbagliata. Quindi ci sarà un casino dalla regia per riuscire a fare tutto al momento giusto. Questi due giocatori, vecchie conoscenze, usano entrambi low, quindi sono proprio due generazioni a confronto di player. Quindi Sì, l'unica cosa è che purtroppo, come ti ho detto, si sono seduti nelle parti sbagliate. Infatti Grongo è quello, è il ragazzo a sinistra e Snake è il giovincello con le cuffie a destra. Attenzione, temi i tempi. E si spara il musicone adesso, come sta Ah sì, non si concentra soltanto alla musica. Ah, E cioè, annulla la musica, l'audio di gioco e poi si solo la musica. come fa? Molti colpi vengono quasi annunciati da alcuni effetti sonori o da qualche cosa che dicono i personaggi. Si perde tutto il comparto audio, potrebbe essere che sottovaluta l'avversario magari addirittura. No, Pensa che sia... penso che sia questione di che lui si concentra perché sente la musica. Ah, si concentra con l'heavy metal? Non so che musica ascolti, ma immagino di sì. Dai, Il problema grande, è che grande. soprattutto low, anche proprio low usa proprio. Si sente dall'urletto che fa, che da mantenere va dopo. Però. Ma io immagino che sia difficile però da applicare. Low contro low, urletti se ne sentono da tutte le parti. Sì, quello è tutto un altro casino. Forse, attenzione, perché forse le cuffie. In questo caso potrebbe dare. Mentre invece il Grongo vedo che utilizza le cuffie Razer che gentilmente ci hanno prestato i ragazzi della Razer. Andrea, ringraziamo Andrea. Ok, sono tutti degli Andrea di questi tempi si chiamano. Andrea, sì, grazie. Grazie Ottimo. Andrea per quelle bellissime cuffie. Davvero. Bene, Sta per vedo che iniziare. il match sta iniziando. Low contro low, Sì. come annunciato d'altra parte. Si sapeva. Abbiamo fatto quel video. Vai vabbè. Round 1. Fight. Ok. È un po' difficile ma si noterà subito lo stile di chi è. Grongo è il rosso. Sì, Grongo ha i pantaloni rossi, Snake i gialli. Bello, Launcher non sfruttato però. Peccato. Dragon Tail sulla. Che è Bene, bene. tirare a fuoco? Ah, bello qua. Oh! Ah, adesso Qui quello fa stesso. ce la fa. Dragon Tail direi. Perry. Perry, scatti mostruosi non abbiamo visto. Il doppio flip kick. Più. Nice. E Snake porta a casa il primo round. Round 2. Fight. Perry. Non sfrutta il Perry Snake. Ok. Ottimo colpi. Avanti 23. Flip kick. Ah, mi faccio counterare, è un po' troppo coraggioso, ma va bene così. Se ne va. Dragon Tail finale. G3. Round praticamente è scritto. Anche È andato giù pesante qua però. punisce bravo. Scopra e punisce con occhi. Sì, è meno. Porca. Ma anche quello di Lo è un casino. È il neutral kick dei malati. È lui che sta dando. 3. Di Bellissimo. nuovo, Grongo. stessa No! scena ma sbaglia il punish, peccato. Non fa male. Dragon Tail, il drive, ok? Dragon Tail Di nuovo, no! Ma punisce Oh, Perry! Dragon Tail! no! Mamma mia! No, troppo di nuovo! Ma non lo Stewart, cioè che ma dove vuoi andare? Io, cioè, Ma cos'è successo? tra troppe schivamenti, ma non E anche qualche ultima parata ho visto. Ah sì. Fatto fare un Dragon Tail lì non era facilissimo.
Sta abusando un po' troppo Snake del Dragon Tail, giusto? Questa qui è il flip kick, quella così? Sì. La così è quella bassa. Sì, no, proprio ok. adesso sto prendendo. Madonna, che poking allucinata. Che Non è neanche il tempo di assaporarlo. E il Grongo porta a casa il primo, eh? Sì. Wow. Nel frattempo grattava il video. È un minimo. Dico due da prima meglio, forse alla posizione 3, non pulisce bene Grongo. Dragon Tail. Ok. Di 3-4. Dragon Tail. No, ok, adesso finisce. Ma il coraggio di Grongo nel comprare le cose. Le cose così strane. Incredibile. Dietro 3 che riesce a mangiare tutto quello. DPS 2. 3 colpi di colpo non funziona nuovo slido. 2. KO. Round difficile questo, Sì, sì. Sono impegnati, dai. Snake non ci sta. Ottimo Perry. E vai, grande. Non riesce a fare il ma Snake. questa Grongo l'ha vista nel primo match che hanno fatto, che dopo la Perry Snake ha abusato del Dragon Tail. È già la seconda volta che la para. Interessante. Giù 3. Bello questo. Ora il drive sarebbe safe. Poteva pulire meglio, non pulisce proprio. Perry. Ah, morto! Ok, mi sono intrippato a quella posizione, ma alla fine Grongo c'è. Porta a casa Grongo il secondo round. Bella combo. Non fare walker ma va bene così. 3-4. Andiamo più doppio. Non dovrebbe. Ma Wispa finisce Prende tutto il con danno. il spring. Finisce così con un 7 Golden Leather. Serve con l'Eder, attenzione. Grongo doveva venire più spesso ai tornei, cacchio. Direi, ma adesso che è il gioco vedrai che lo vedremo più spesso. Malvagissimo. Complimenti a Grongo, ottima partita. Anche Snake non si è comportato male. Troppi flip kick tirati. Sì, quello sì, quello sì. Poi almeno fino 17 o'clock, non è bene. Non è bene. Entra tutto, entra di. Bene, qual è la prossima sfida che iniziamo ad aggiornare così anche la grafica? Allora, la prossima sfida è Vors contro Mauro. Vors contro Mauro. Conosco Vors perché ho sentito Parla del bene. del suo torneo, se non sbaglio, ha fatto un torneo da poco, no? Sì, ha fatto un ottimo risultato se non sbaglio. Quindi speriamo in bene. Con maschera, Vors con alla maschera. maschera, signori. E vediamo se riescono a sbagliare le sedute anche loro. Attenzione, sento un po' di nazismo proprio emanato, ma vabbè. Vediamo un po'. Aspetta lo sfidante Vors. Ok, il conto di attesa. Ok, Vors comunque ha partecipato a molti altri tornei, ma non di Tekken 7 ma di Tekken 2, ha fatto sempre dei buoni piazzamenti. L'altra volta. Qual è il suo personaggio? Ha avuto Paul e Lloyd per Tekken 2, quindi immagino che Paul opterà e per Lloyd. Paul di 7. Paul, ok. Come se non ce ne fossero abbastanza di Paul player. Ormai Paul è Mishima, quindi ti pensare. Sento le orecchie di Clever Simo che fischiano. Ma anche di un delfino. Il Il nostro delfino non ha ragione, è nazionale. Ma chi è che deve giocare? Ah, signor Mauro. Aspettiamo Mauro. Aspettiamo Mauro che dovrebbe sbrigarsi. Anche perché quindi sì, siamo molto felici che sia Snake sia Vors sia Grongo sono tornati nella scena, che non tornavano da un sacco piuttosto come si scrive Vors? Perché Vors così Vors. come lo leggo o Vorse? Vorse? Ok. Ah, non è che non sia quel Mauro che penso io, no, non è possibile. Quello è uno che viene qua in negozio spesso. Ah, potrebbe essere Mauro, quel ragazzo. Sì, perché no? Ho la mia immaginazione. È lui! lui, Ma grazie. dai! King of Iron Fist Tournament 7. Minchia, quindi questo match non sarà facile per un niente. Grande Mauro, vai. Allora, Quindi forse sarà Paul sicuramente, probabilmente. quindi abbiamo un altro low. Ah no, No, ma non dall'altra c'è il Cloud. Ma quando non ce n'erano tanti. C'è un altro.
Questa porcheria. Forse usa i miei tasti. I tuoi tasti? Ah, perché ne giochiamo spesso. E quindi posso dargli diventare rimasto tutto questo tempo. Lili? Chi usa Lili? Il signor Lili lo usa Mauro. Ok, si sono seduti al contrario. Vado a nugarmi. Forse usa Paul, ragazzi. Vediamo se Adesso li editiamo. la regia sempre pronta e celere. Ok. Però loro sono seduti comunque al contrario, perché Vors nella telecamera è a sinistra. Perché non li hanno fatti sedere? Round Eh, 1. vabbè. Chissà che casino Va è. bene, va bene. Ottimo l'offende di Mauro. Passata. Buona più. 4-4. Mi dà anche fastidio iniziare round da destra se sono. Ah, sì, ma in quel senso. sembra strano che nessuno Poi per carità. Ma intanto mi sembra che Mauro questa sia Lili sia dominato. pericolosa. Però Paul può fare dei danni. Quando in rage è proprio il divertimento giocare contro un polpo. Proprio un terzo della vita o metà che se ne va. Devo ricevere solo un whippato. Spazzata la blocca, no, pulisce bene con il 2. Demolisce bene. Super su campana. KO. Vado a nugarmi. Bella. Round ci crede. 2. Come potete vedere la smorfia di dolore nella faccia di Force. 3. Dietro 2. Giù 3. Smash. Giù 3. Demolition Man che è entrato a metà. Numeracci. Round 3. Fight. Ok. Non pulisce con la fare lì il Deathhit. Non riuscite a fare. No, pulisce male. Bella, pulisce male, peccato. Non è il secondo pugno a caso. 2. Imparabile. Ottima pazienza. 2, 3. Più 3. Preda genica, la schiffa. Male. Il basso. Bella, un'altra ginocchiata. Avete problemi di boss. Attenzione. Signor Mauro. Che in teoria ha un altro nick. Spero che nel prossimo giorno cambierà Mauro. Perché è uno nuovo da poco. Però speriamo in caso. Ormai è il top player. Recupera in contrattacco il launcher. Ottimo Lopelli. Ottima punizione. Giulio sta giocando benissimo. Non pulisce quel top kick cui fatto col Deathfist. Pugnazione di ignoranza di innalzata. 2 pari. Final round. Iniziamo ancora il primo set, ma non usual. Da 2 a 0, Recupero magico. Ma stava dominando per Mauro. Finalmente. 1, 4. Non ci sta, forse. 2. Bello. Ottimo pressing. Sta per quello. Deathfist con punizione. Come è finita Così? la partita con 3 colpi, ragazzi? Così si finiscono le partite, come gli ignoranti. 1-0 per Vors, vediamo se ci sarà cambio per Mauro, ma gli conviene di sì. C'è un cambio, forse. vedo, sì. C'è cambiato qualcosa, ragazzi. Vabbè. Immagino che cambierà Welcome personaggio. to the King So of che mi Iron trovo con Elisa e All Akuma. Phoenix. Akuma. Sì. Ne conosco un altro, bravi. Sì, anch'io. Vediamo un po'. Sta friggendo nel mentre la faccio il Ma che cazzo. cazzo? King. Cioè, Vors che festeggia perché sa che contro lui lo usano tutto aspetto, quindi non si è avvantaggiato. No, ma poi festeggia a fianco a lui. Get Ma ready che for the momento. battle. Attenzione. E guarda come se la ringhia nella maschera, Vors. Ma perché ha la maschera? Non lo so, non so niente perché aveva la maschera. Ma chissà perché. Ma il problema ci vede, perché evidentemente sì. Ah però- sì, sicuramente Round ci vede one. benissimo. Fight. Vediamo. Magari no. Cambio. Vabbè, torno risultati. Vado in acqua, fa male. No, troppo l'ha presa in corsa. Sai che il Oh, suo mamma. l'abbiamo più fulminata di King, non l'ha fatto colpire il tuo nemico. Quindi beh, l'ho presa. Andiamo un soldo. Sì, un
È un po' buggato. Non so, volevo dire. sì, No, c'è stato un blocco per noi, ma vedo che non cambia il risultato. non ha intuito sulla telecomando. Non vede il basso. Del 2, di 1, 2 e smette. Non ci crede abbastanza. 2, 2, sì, ricordiamo. Bellissimo. Ah, grande. Oh là, No, droppa la combo, non ci fa la rincorsa. Perché c'è proprio il joystick. Oh, sbagliato lui. bella finta. Bellissima pazienza qua. È meno 17 quel trapano al piede, non è bello. Già. Entra lo Shoryuken, entra un po'. Anche il destro può entrare tranquillamente. Anche loro. Oh, what è dato? Lo speak riesce a bloccare di stare in avanti. 1, 3, no, avanti 3. Peccato. Di nuovo, vede tutte le prese, mi sento in qualche modo colpevole, signor Mauro, io dico cardinalmente. Vado in Knuckle. Death Kiss Wifato. Madonna, che duck! Oh, ma quante volte? Vabbè. Ma che gioco! Attenzione, si toglie la ruggine forse. Fa le belle posizioni. Round 4. Non so perché sto dando questi personaggi, signor Mauro, perché so gli altri suoi main quali sono, ed è un Gesù Cristo Gesù terra. Oh, Lancer non converto. Occhio, punisce il Death Kiss Wifato. Avanti 2, non continua la frontline. Queste 2. Poi sta rischiando. Se sapesse che poche altri secondi. Basta, 3, 2. Di 1, 2. Molto lento per il studioso. Mamma mia che danni. Come il King in rage, Qui sono danni. Se entra sono infiniti. Non puoi con Death. Oh, ultima Può occasione. chiudere, Può chiudere. Power che È un peccato. Dopo che la prende in corsa. Oh no, l'hai sbagliato. Contrattacco! Non ci credo. No, che bello. Non ci credo mai. Bravissimi, final round. È sempre molto secondo. Buona fede, dai. Peccato. Non finisce l'ultimo. Bel mix up. Schifo la presa. Presa basta la schifo che l'altra Non presa. vuole sapere. Mi sento moltissimo in colpa di questa gente, ve lo dico. Oh, kick. Ma quante gliene hai fatte? Le vede tutte. Sì, diciamo di sì. Non è bello, non con King sicuramente. Madonna, tutta situazione. Vabbè. Ma che Frankensteiner, mi scuso moltissimo. Dolphin. Attenzione. No! Non converto. Lo sapeva, Qui non sono danni. Aia. poca vita. Attenzione. No! Oh, Grandissimo, non lo chiude, perdi. non chiude, non chiude. Attenzione, possono perdere entrambi. What the block! Ma, cioè, vabbè, attenzione, lo chiamavano El Sharingan. Sportivissimi, grandi, si danno anche la mano. Vedo anche altre mani da altra gente. Attenzione, è proprio un teatro di marionettini, praticamente. Cioè, sono apparsi un paio di mani, no? Da fuori campo camera. Forse qualcuno ha salutato quando titubante. Qualcuno avrà fatto i complimenti probabilmente, no? Sì, comunque, l'ho giocata, Giulio, sta suscitando anche riflessi. Vediamo qual è il prossimo match che andremo a commentare. Intanto forse ha vinto 2-0, vediamo il risultato. Allora, abbiamo il fantomatico Eccoli! Black Fox contro Wolf Knock. Come si legge? Oh, no, forse no, era Wave Knock. Wave Knock. Sì, penso di sì. Perché ogni volta cambia, non è la mia calligrafia. Wave Knock, sì. Sì, deve Wave essere, Knock, deve essere la calligrafia di Matteo. No. Coif. Hai sentito? Sembravano Non proprio... scrivi bene, quindi non è calligrafia, è La la tua scrittura grafia. cuneiforme, poi la mia è ancora più imbarazzante, però... Cuneiforme addirittura. Ci piace. Pitture rupestri. Sì. Di Matteo. Il signor Grey Fox dovrebbe usare... Black Fox dovrebbe usare Tatsuya. Wave Knock lo conosco in teoria. Ah sì, Wave Knock è uno dei giocatori che ha fatto il torneo del King's Cross. È uno dei giocatori che ha fatto il torneo al King's Cross. Oh, perfetto. Ed è seduto a destra? Chi usa Kazuya, insomma? Usa... Black Fox usa Tatsuya. Ah, benissimo, quindi abbiamo un altro Kazuya. Vai, ultima player of all player e basta. Ah, Black Fox. ma io conosco anche il signor Wave Dog. Get Wave ready Knock. for the next Non so battle. parlare. Lo conosco anche Wave Knock, è venuto anche al torneo. Sono vecchie conoscenze anche Di loro. Tekken Tag? No, mi sa di... No, il signor Wave Knock... il signor... Black Fox.
Quel ragazzo che c'è seduto a Di sinistra. quarto. Sì, lo conosco, l'ho già visto questa faccia. Round 1. Me l'ho visto un paio di volte Fight. sicuramente. Sì, è l'amico di Ceppo. Ok, che usa Kazuya. E per una volta si sono seduti bene, li hanno fatti scambiare, hai visto? E allora, cosa devi dire? Ok. Bravo, una cazzo nulla, vediamo se riesce a convertire. Ah, peccato. Un'occhiata. Mi sa che. No, è safe con la roba. Penso che sì. C'è qui il rage. Non sta per fare, peccato. Il demon. E il whip. Super, un po' pretenziosa. Beh, bel giochi. Faceva meno male. Round 2. Fight. Un po'. 3. Ah, flash. Non cacca la testa. E il whip. E 4. What the cow. No, vabbè. L'ho catturato. Cosa è successo? Ha catturato il fly strano. Demon. Whippato. Si studiano un attimo. Flash, ok. Ma dopo che penso sul Spanish. No, di tipo. Aia. Ok. Con i raggi dietro. Fa proprio bene. E lei non è detto come TF2 immagino. Saltato, non la vede neanche. Peccato. Round 3. Ultimo round. Pericolosa Lisa con queste cariche. Sì. Vabbè. È un ottimo launcher quello. La guarda perché sul muro è un sweep. Demon. Come da stringa da 3. Attenzione, testa, come si pulisce. Bello. Dragon Uppercut. Non fa di meglio. Dietro 2. Continuare, bello. Solo amici che recupera un round. Round 4. Comunque, Fight. il signor Wave Don Knocker. Quello che da lì. Tutto a posto. Credo che entra, ma prosegue. Ma lo devi mandare, se non prosegue. Ah, no, ma. Aspetta che sta rimanere in stanza, se no lo proviamo. Dragon Uppercut, sì. Dragon Kick. Stiga da 3. Che danni. Vuole recuperare il signor. La La super entrata! l'ho tirato probabilmente. Questo è morto. Morto! Quasi, quasi, quasi. Attenzione. Super in risposta. Ed entra. No. Qualcosa è entrato e non è stato bello. Peccato. You win. Ci siamo. È stato un set, un adesso c'è l'altro set. Certo, certo. Ci siamo appassionati a questo match. Sì, Anche sì. perché Black Fox probabilmente poteva fare meglio. Sì, con, certo. Sì, con Kazuya. Vediamo. Forse cambierà? Welcome to the Vediamo, King ricordiamo of che si dicono Fighters, con dei Alisa personaggi. Ci Paskanovic. sta pensando? Contro Lisa un bel matchup può essere. Oh, Per adesso Devil G. ottimo. Di nuovo questo campo, è bello, mi piace l'RNG di questo cambio. E questi piccolissimi o quelli senza muri, non c'è via in mezzo. Speriamo in bene che arrivi Giz il 30 novembre. Me l'ha fatto ricordare il campo. Come Cosa? diceva al dojo. Ah, e beh, se arriva a Giza arriva dopo domani, dai. 30. Magari. Ok, devi Round 1. contro Alisa. Fight. Knock conduce per 1-0. Sì. Con Spacing da parte di Alisa. Signor Wade si può punire. Non passa. Quindi è un save da moltissimo per cosa. Senza U74 di DBG che nel secondo del 17. Passata la whippa. Quindi un po'. Sullo spacing. Anche ai danni. Spazzata. Doppia spazzata garantita. Poteva pulire ma non con residuali. Round 2. Con Resi 4 non ce la può tirare. Ok, bel knock. Ok. Non pulisce il gol che si cognato. Whip. Grande screw. Ah, sbaglia la combo da fase finale. Dragon Uppercut. Va lui dopo la Dragon Uppercut. Ok. Non sbaglio. Il 2 viene punito. Cercano viene punito. Il 2. Colpi sta dominando adesso qua. Down da caso e viene punito male. Non credo che voleva farlo. Round 3. Infatti sono rimasto un po' così. Vediamo Black Fox recupera un round. Non cambia Black adesso un po' di move.
mi ricorda G questo quello. Cioè, di qua, passata. Ok, riesce a parare, ricordiamo che è un altro, quello si può schivare easy. Crashate che lo fa andare anche in dietro di lui. 3 colpi. Non deve ancora prendere neanche prima. Preso Generic che riesce a schiparla. Ok, non riesce a prendersi al muro, spazzata 1, spazzata 2, no. Ok, ha un round alla vittoria wave knock, vediamo cosa riuscirà a fare. Fight. È elettrico, non sono entrato. Beh, non è neanche elettrico, non riesco più a quello. Lui prende a prendo 3 colpi 1. No, sbaglio, doveva fare il 3, no, doveva fare 1 perché adesso in testa è cambiato. Il blocco. 3 colpi, ok, basta, basta. 3. Un amichiccio a vuoto. Presa. Attenzione. Ah, vedi, finisce così. Mica muscolini. Abbastanza pesantini comunque questi risultati, nel senso non c'è ancora stato. Abbiamo visto 3 sfide e non c'è ancora stato un 2-1. Ah, è vero. Però erano a livello abbastanza alto, quindi 3 round. Sì, sì, assolutamente. Comunque la prossima partita è Dagan contro Michele. Michele? Sì, non è il nostro Elzari. Ah, Andiamo, Michele è il Michele. Elzari ci sei mancato. conosciamo qualcuno di questi ragazzi? No. Dagan? Dagan mi sembra di averlo già visto a prescindere, però non lo so. Forse è venuto in un torneo e non mi ricordo. No. Non so perché. La musica di che cos'è? Che sia Tekken 2 forse? Sì, è solo perché lui Che sia quel canto di Tekken 2. Eccoli. spero che la musica le musiche. Non è che sono al contrario? Dagan il ragazzo a è. sinistra e Dagan è il ragazzo. Dagan è quello con la mesa bianca. Quindi il ragazzo con la bandana è Dagan. Giusto? E se non sbaglio usa Asuka. Se non dico un po'. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Eric Zinver di là di nuovo. Questo invece è più selezionato in realtà. No, come la dico. Forse devo pensare Asuka Kazama. Aia, Morano contro Asuka. Asuka è un buon counter delle stringhe di Warang. Cioè? Può fare anche Ready bene. for the next battle. Ha tutto, è lentissimo come cavolo gli piace a lei. E un paio di mangialti incazzati. Non mi viene bene. È indietro 3 tipo. Indietro 3 che cosa mangia? Mangia gli altri? Mangia anche i medi se spegne. Oh mamma. E quindi può cavarsela molto bene. Vediamo un po' come riuscirà a fare. Round 1. Fight. Chi la classifica più lunga vince. Ha evitato UFP4. Ottimo. Guadagna frame quella roba. I danni. Non è molto onesto. Gli invoca un Dragon Kick. Ottimo rialzo. Non sfrutta il lancio. Neanche lui. È un pugno nei denti che arrivano sempre contemporanei. Round 2. Fight. Presa generica, non era neanche di lato. Vediamo, non so di lancio, vediamo un po'. Ottima una stringa abbastanza grava. Non riesce neanche a fare l'ultimo, neanche a fare il ferri. Adesso non ha neanche pensato di fare il ferri. Che cazzo di fine in testa, non fa benissimo. Non sfrutta il launcher. Forse si fa bene. Ah, peccato. Non so come si fanno quelle mosse, però. Round 3. Fight. Ragazzi. Vediamo cosa riuscire a fare.
qua. Taga per recuperare la situazione. Aia, questo attacco non lo sfrutta. Ottimo block. Ah, non lo sfrutta da quella rotellata, esatto. Venga. Ma non l'ha conterato, peccato. Anche su qui infatti ha mangiato un altro come già si aveva già per stare più perfetto. Fight. Attenzione. Presa. Non credo che sia genetica questa. Oh, ottima tech trap. Abbiamo fatto di Warang. Abbiamo portato più 4. Ok. Olè, 3-1 You win. allora, per Michele. Sì. 当たったら痛いで Round 1. Fight. Deve cambiare marcia, signor Taga. Questo Warang non l'ho visto in altre partite. Attenzione. String che è andato. Vediamo se qui Taga ne avrà qualcosa in più. Piccolini. Cosa rischiato? Ballet, madonna, dove ha raggiunto quella roba. Non è stato bello. Round 2. Fight. Eia. I danni. Ottimo block. Sembra che non si interessa Taga. Grande. Fa la tecnica di attacco. Quel calcio che era un altro. Vabbè, la puoi fare. Cosa speciale da cosa ha considerato lo sa solo lei? Can che mangia il basso, ricordiamo che. Mi ricordo che Round questo cazzo non three. spaccava il basso, ma in teoria sì. Fight. Launcher non viene sfruttato. Stringhette e tutoline. Ok. Adesso siamo 1-0 per Michele. Ah, la grafica non è. Stavo operando. Sì, mi abbiamo preso la partita e mi sono dedicato, cazzo. Fight. Kinot. Quindi Warang sta lavorando. Però sì, per adesso è. Però Asuka è invasato. Ha fatto un supplementare sulla Taga. Del lancio. E invece sì! No, peccato. Cancan fatto. Attenzione. Cancan sul nulla. Uno di vita, non sarà bello. Quella mossa è meno 30 un wick. Ma un sacco. Fight. Walk kick, non sfruttato. Quindi bisogna dare almeno la barra di nuovo Cancan. Walk kick. La presa. Pinzone. Non ci casca però Michele. Ah, fa la finta. Wall floor. Sì, floor flat. Farà benissimo. Riesce a fare a bloccare. Per la di Guarda che Warang lasciate il safe. risultato, raga. Uno pari. あんた弱いわ Vedi, mi stavo lamentando che non c'erano ancora state sfide al 2-1. Mi sono stato accontentato. Esatto. Se ne va. Che succede? Ah, sto rompendo le palle. Per la telecamera. No, più che altro c'erano problemi di pubblico. 当たったら痛いで Round 1. Fight. Vediamo adesso un po' cosa riuscirà a fare Taga, perché sta veramente dopo un ottimo di fatica a fare un documentare così. I danni non è neanche senza schiuffo la roba. Ho fatto dei danni micidiali. Sono 50 Oia. questo attacco non fa bene. Attenzione, Frutolini, Cancan su nulla, vediamo cosa riuscirà a fare. Questo attacco in finta, ma cioè le provate, attenzione. Round Bello. Sì, sì, ma può introducere proprio così. Sto mangiando questa presa. E dove le prese, signor? Adesso devo pareggiarlo. Olè, subito resettato il set, il round. 3. Sì, sì. Fight. Asuka, ormai le tre le prese del cui sei sono al contatto. Quindi
quello d'ora e preparo. Spring kick. Spring kick. King, avanti 2! Oh, che è finita. No, cosa si è mangiato? Dove ha messo questo punch? Cosa si è mangiato Kagan? Ma porta a casa, dai. Round 4. Ma veramente. Fight. Quanto sai steppa quella volta? Un mezzo giro. Comunque. No, spazzata. Non viene sfruttata. Lì ho dato cerchio e proprio un bijou. Aia. Non sfrutta il launcher. Si accontenta. Ha puntati con buona che non si va molto spesso, però funzionano. Ha stupito infatti. E sembra che ha di. Oh! No, Ho preso la vittoria troppo presto, ma. non ci credo! Uno di vita! No! Adesso! Attenzione, ragazzi, le emozioni. Great! Quando pensi che hai già finito una partita, poi c'è il quello di Dio. Attenzione. Spring kick. Ottima. Quindi è data tutta la stringa, sono 60, gli restituisce una stringa di lui. That's a docker! Poteva concludere lì, What a block! Attenzione! Mamma mia, Ricagato! No, su 3! No, vabbè, bellissima partita. bellissima partita, lo vediamo, guarda, si sono divertiti un sacco anche loro. Ma Dagan vorrei capire che recupero ha fatto, perché non è... Sì, ne ha non sempre era cose epiche. messo benissimo nel primo round. Attenzione, il prossimo partita sono Ceppo vs Sard Dog. Sard Doge, Doge? No, c'è scritto Doge, credo. No, Doge credo. Doge è una parola italiana, no? Ah, credo che sono quei cani ambigui che si trovano su internet. Dogo. Sì, tipo Dogo, però c'è anche il Dogo. È un po' un brutto modo. proprio. Mi devo nascondere. Comunque, signor Ceppo usa i tuoi Yachi che ci sono dentro. Vedi. Adesso eccolo con la maglietta a quadri, è Ceppo. Sta arrivando? Dalla tundra. Dalla tundra. Nascosto tra i suoi fogliari. Boscaiolo della tundra, non taglia niente perché non c'è roba da tagliare. Attenzione, vabbè. Stavo per dire una tronzata. Non dirla. Le unghie, sai Taglia le unghie le puoi tagliare. allora, Eccoli. Ah, io conosco questo ragazzo. Chi? Vabbè. Conosco il Doge. Ah! Sì. Non sapevo giocasse a Tekken, ti dico la verità. Ah! Infatti l'ho visto in fiera il Welcome giorno. to the King of Iron Fist Tournament 7. Allora, Ceppo si scrive come un ceppo del taglialegno, appunto, Io ho scritto- o è Cheppo? Io mi ricordo Cheppo, però ho scritto Cheppo in tutte le scritte anche quello che ho io. Cheppo, di là. Vabbè, scriviamo Ceppo e via. Poi ce lo dirà e ci cancerà. E vabbè, Lo spero che ce lo vedrà. L'altro ragazzo come si chiama? Ricordami il Doge? Ah, Sard Doge. Ah, bene. E Sard Doge sono due D attaccate. O Sard Doge. Ah, Sard Doge, 2D. Sard Doge. Get ready for the Sard next Doge. battle. Così. Non male. C'è un puntino, quindi boh. Non so che... Ah, forse è Sardinian Doge. può essere. E allora guarda, facciamo così non sbagliamo. Nice. Ehi là, Grongo. C'è Grongo che guarda, si guarda intorno. Ma ci sono un po' tutti i player che abbiamo visto finora Round 1. che si ritrattengono a guardare il match degli altri. King contro gli Yachi. Il signor Ceppo che mi sono Yachi. Ah però. Ceppo sta usando gli Yachi? Sì. Prometto. Abbiamo visto proprio come Ma scappa. allora abbiamo da invertire le grafiche. Ceppo è quello che ho mai detto. Lo so, ma si sono seduti male. Se Ceppo e Yachi è a destra. Ah, io pensavo fosse così. No. KO. Round 2. Ah, sono sui tempo Fight. Sì, che al contrario. elettrico. L'importante è sapere quali sono però. Uso. Bella. Sta giocando veramente bene il signor Santoge. Non abbiamo neanche mai visto. No, non l'ho mai visto giocare a
So che giocano a KO. Rainbow Six Siege. Quello. Lo sparo. Ferri. Ma era. Sweep. Vediamo come riuscire a fare. Cioè qua secondo me. Hadouken. Poteva pure con la top. Un po' di trick. Raggio per il prezzo, veramente di tutto là dietro. Anti-knock. Hadouken. E sweep, vediamo. No, lo converte la combo. Questo è 2, indietro 3. No, whiffa. Peccato. Round 4. Fight. Anti-knock. Perché gli hanno fatto vedere Ashish? Non capisco. Elettrico. Ah, oppure non ho finito in teoria da dire. Mi ti ripeto. Flash, per ottima punizione perché Whip fa uno dei due punch, non perché cosa sia successo. Fight. Presa, vertical super, si libera. Power bomb, si libera. Le Trapano. prese non piacciono. È l'uomo Perry. No, non so più. Mamma mia. Bel Poteva fare meglio ma danni c'è. Bellissimo. Skill. Bellissimo. La combo bellissima. Ha 4 marce in più ha fatto. Sì. E Ceppo ha messo il turbo. Non l'ho ben capito, ma va bene così. Round 1. Vediamo se si è ripreso il signor Santoki. Aia. Ricordiamo che nella camera Ceppo è a sinistra e Sardini e Dodge sono a destra perché sono seduti al contrario. Ho messo male adesso. Ben iniziato. Occhi. Crew. Grande. Presa. Che riesce a fare? Olympic Slam! E danni. Dietro qua. Ci prova. Attenzione. Non so quanto ha recuperato Sardini e Dodge in quel di Peccato. 2. Round 2. Ho preso male. La vita multipla. 3. Ok. Vabbè, la standard. Una presa. Andiamo a fare un più 2. Anziché quei spazi di sweep. Entra tutto! Non se l'aspettava. 2-0 per il signor Ceppo che sta in questo round. Si vede da come ha giocato prima che aveva una marcia in più, però sta giocando bene anche il signor Sartoghe. Gamuti me la riesce a schifare. 3. Sfannai. Sweep. Ottima combo. Ok. Non so perché ha paura di più anche per il nemico per casuale. Aia. 15. Ha preso più 3. Trapano! Non riesce a sfruttare il fiorre. 3. Bellissimo per finire. E finisce così. 0. Con Niente male. alla fine l'ignoranza domina. Perché ignoranza? Ha vinto col Perry di Iaci, cioè la prepotenza. Adesso c'è il signor Axel contro Snake. Attenzione. Torna Snake. Sì, Un altro match in streaming per Snake. sì, c'è molto forse. Oggi è la star. Sembra bravissimo. Bene, siamo sempre ai gironi intanto, vero? Sì. È la. Siamo già tipo la sesta, settima partita. È la sesta, la settima partita che vediamo noi, ma nel mentre ne stanno facendo tante altre nelle altre postazioni, quindi direi che non fra molto forse inizierà la top 8. Ah, è vero, ricordiamo a tutti che ci sono 24 partecipanti e sono gironi da 8 e sono 4 e passano i primi. No, gironi da 6. Sono gironi da 6 e passano i primi 2.
Esatto, standard. solo top 8 winner per oggi. Invece nel torneo STL di domani avremo una top 16. Sì. Sempre 13 giocatori molto bene. Torneo ovviamente con iscrizioni aperte a tutti, ma dove non abbiamo limitato appunto le iscrizioni a quelli più bravi, diciamo, quindi a quelli che fanno parte della community. E quindi sarà un torneo, diciamo, di livello un po' più alto, ecco. Sì, sì, anche per quanto abbiamo visto, anche adesso ci sono un paio di virgulti protette. Assolutamente. E guarda Snake come ci saluta. Snake, Sa di essere guardato. detto così un po' brutto, però Vabbè, è vero. Sa di esserlo. È che sarà guardato. Che imbarazzo. Bene, bene, andiamo a vedere che cosa combinano Snake adesso. l'avrei voluto fare un girone, però Iron Fist Tournament 7. Cosa? i risultati del suo girone volevo sapere, perché ha perso contro Bronco, Sì, ma sicuramente questa non è la seconda partita, ne avrà giocato un'altra nel frattempo che noi abbiamo visto altri match. E se ci facessero avere Axel. i risultati dei pool sarebbe una cosa bellissima. Sì, sarebbe veramente bello. Vero? Vabbè. Sarebbe Quindi, stupendo. La domanda è... Intanto ringraziamo ovviamente Namco Bandai per questo bellissimo gioco. Ah, sì, sì, anche Ringraziamo anche Arada. l'organizzazione del Giocomics che ci ha ospitato. Giusto. Tekken Sardegna e Computer Point per l'organizzazione del torneo. Certo, certo. E spariamoci questa partita che sta iniziando. Ah, Mentre si scambiano. Vedi che ha senso quello che ti dico. Ah, Capiscono loro di essersi sbagliati. E via. Allora, Snake è a sinistra. E c'è ancora, non c'è la modalità torneo tra l'altro questa postazione, che imbarazzo. Però che verrà cambiata. Vediamo. C'è Snake contro Axel. Axel. Mi blocca il double flip kick. Il primo Fang della giornata che vedo. Sì, l'ho usato a parte con però è abbastanza grande, poi io credo che sia imparato, cavolo. Fa il Dragon Tail, ora no. Attenzioso, alla 3-4. Adesso il Ganguro, il 3-4 finisce e fa la funzione. Round 2. Fight. Di pubblico dietro. Indietro su 3, avanti su 3, avanti su 3 di nuovo. Dragon Tail, il Dragon Tail col flip kick e Dragon Tail. Wow, sembra di giocare. Round Cosa posso dire? Beh, l'ignoranza è potente. Flip kick per una volta è riuscito ad andare, non lo sfrutta come launcher. E più posti che qua Fang. Blocco riesce a fare la spazzata. Non so come giù 3, 4. Avanti 3, 4. Più 1, 2, 3. Non riesce a fare il web 4. Fang, Dragon Tail, ok. Il coraggio di bloccare quello flip kick a mezz'aria super. Non sta tirando. Non punisce neanche. KO. Ora sì, meno male. La concentration. Ah, vince il primo set, signor 3-0 secco così. No, 3-0. 3-0 no. Non è molto gentile. Uno. No. Selezione? Cambiano? Penso che Axel cambi personaggio. Comunque. Neanche Axel abbiamo. Io non l'ho mai visto Axel, ad esempio. Non è Mai che- visto questo ragazzo. Speriamo che venga in negozio a fare Green Arcade. Fare Green Arcade, esatto. Martial Credo law. che. Jin Kazama. Che cosa cambia? Non ho. Ha detto Jin, signor. Cambia? Cambia. Jin Kazama. Jin Kazama. Jin contro Jin. Ah, guarda chi c'è là dietro. Jin Kazama. C'è Davide. Ecco Davide. Persone oltre le cose. Attenzione, si stringono la mano adesso. Sportivissimo, mi piace quando i giocatori si stringono la mano. Non ci va giusto. Ormai è sport. Get ready for the next battle. Bisogna essere trattati come atleti. Va. Incita la folla Snake, hai visto? Jin contro Jin. Mi sembrava Roberto, quello là dietro. No. Un mirror. No. Non poteva prendere Jin. Ha character lock. Round 1. Perché non ho usato Jin. Fight. No, ha dato lock. Ha flipping che Dragon Tail. No, Perché è andato a trovare una presa normale. Non mi capito.
d'accordo. Sì. Te l'ho detto. Attenzione, la regia il Grande Fratello L'occhio, 1947. la segnalazione è arrivata al punto giusto. Perché, cioè, noi qui inizia la regia, siamo rimasti. Abbiamo detto, ma po' lo sto quando si facendo cambia il basì. personaggio per non vinci? C'era anche la Terlock, sono un po' tutti, che imbarazzo. L'emozione è una Vabbè, voce. dai, Snake è la sua prima competizione ufficiale. Anche se questo è il torneo di New Challengers, quello riservato comunque ai neofiti, diciamo, Sì. o comunque a chi ha sempre giocato, ma non ha mai voluto partecipare a una competizione ufficiale, un po' per paura, un po' per imbarazzo, un po' anche perché non si sapeva che fosse una cosa così, che avesse un riscontro così grosso, Sì, e sì. quindi anche per lui è il primo grosso torneo. Fight. Quindi un po' di emozione ci sta. E beh, Counter. Non così perché vedere tra mani questa cosa senza no, pochi da parte di Axel. Passata. Ah, 34, 3-4 non viene usato. Dopo tutti di nuovo. Con le morte adesso. Questa partita. Uno di vita. 3-4. Round 2. Ultima partenza di Snake. Fight. Ok. 3. Non sa che doveva essere il primo, probabilmente. Può preso tutte controllate dai due picchi, che non è facilissimo. Pressing. bravo, ha tirato. Whip Non lo up. prende! Non aveva tirato, aveva fatto un passo avanti. Whiffa di pochissimo. 4. Round 3. Però gli ha fatto venire cagato per la super forza di giocare diversamente. Invece no, No, una cosa scoperta. vabbè, mi sa che è sempre cosa, però. Sì, ma quanto fa? Ah, lento come la fanno. Per resettare. Poi 3 di nuovo. Bello. Oh, molto pochi ne ha fatti di Snake. Mamma mia. Dove giocare tu sei che con Grom, secondo me si poteva di più. Vediamo un po'. Ora abbiamo Axel ha avuto un avversario duro, cavolo. Sì. Io ho Michele vs Papero nella prossima. Allora, Michele l'abbiamo già conosciuto poco fa, Sì. se non sbaglio, no? Sì. E chi usava? Ti ricordi? Michele, Ho visto poco fa. Forse il ragazzo che usava Lisa? Possibile? Può essere. Lo vedremo presto. Meno male che la regia comunque ha corretto il coso. Perché tanto questo tutto era veramente è serio comunque. Non è che si corregge. Ci mancherebbe perché non è serio. Sì, mi ricordo di questo ragazzo Michele. Ecco Papero. Anche lui penso alla sua prima esperienza competitiva, anche se, come già detto, è un torneo. Il torneo dei New Challengers appunto è riservato a chi non ne aveva mai fatto. Sì. È un torneo a tutti i crismi. Anzi, io direi il miglior torneo per neofiti che ho visto finora in Ah, Sanremo. sì, proprio easy. Ne veramente. abbiamo fatti tanti e questo è senza dubbio più King of riuscito. Iron Fist Tournament 7. Speriamo che i ragazzi tra l'altro si siano divertiti, che abbiano giocato volentieri. Sì, ma io spero di vederli per giocare almeno un'altra volta, non una volta che mi piace poco. Lo so. Nella tensione. L'emozione non la Sei cabinato, insomma, si vede cosa c'è dietro. C'è Pang, c'è Pang, abbiamo Pang, abbiamo Super Pang, Tekken sempre in funzione. Dai, godiamoci la sfida. Attenzione. Qua però mi sa che usa Jin, perché mi credo che va buona in cima. Chi era il ragazzo che aveva Warren? No, non usa Kazuya Jin. Mishima. Ti sorprende, hai visto? Quando meno te la speci. Dai, Papero, dai. Tu l'avevi già visto Papero? No, non so nulla, è per quello che mi sto infogando. Sono curioso, cazzo. Kazuya poi è Un must. un Kazuya è allo stesso tempo sia il giocatore, il personaggio storico del gioco, sia quello forse uno dei più difficili da mainare
Sì. al Round top. one. Sì. Sudcoreani di praticamente. Ricordiamo che i Mishima dovrebbero avere una sorta di Ah, bisogna Naruto, please. no, nel senso, madonna, Cioè, sei regole del bene. Attenzione. Fight. Non è bello, quando succede così inaspettatamente. Ma para. Non mi è meglio. Ma ci lasciano solo. Attenzione, Papero. Qualcosina. Papero non ne vuole sapere. Oia. Vuoi vedere se altre partite di Papero hai i danni. Mamma mia, questo Warang è una machine gun. Ma entra Eccoci, di là, ecco. Madonna santa, un Ferrari della partita. Great. Non. Wow, ok, recupero male. Aiuto. I danni non escono di cattura. Ok, ragazzi. Non fai più pista, 4. Ah, quella è alta. Vediamo se riusciamo a battere. E Flip non finisce bene, presa. Presa normale. Ricordiamo che sono facilmente skippabili queste qua perché hanno una finestra molto più ampia rispetto a Tekken 2. Quindi basta ho guardato triangolo per uscire da queste normali. Swing è Ma non contrattacco! insieme, se no è. No, è stato uno all'altro, un'altra dei Anti-Rock! Ricordiamo che Michele è in rage. Vuole fare la Oh, entra. no, No, vabbè. l'ha parato. Il potere del Demon non pulisce. Ok. Dove hanno preso Dove quel ha basso? colpito questo basso? Final Sì. round. Final round. Fight. Ah, però. Non ci sta. Cioè, a fare per i suoi denti. Ah, non sfrutta il launcher. Tsunami kick, trottolino. Vediamo nella. L'incagnolinga. Non mi viene la parola. Si incarognisce Papero. Lo grazie. vedo, lo vedo. Sì. Ma è giusto, gli sta dando dentro perché. Bellissimo! Bravo. L'ha preso di schiena, tra L'ha l'altro. preso. Nella nuca qua, non è stato una gentile. bella scarpata che ti resetta la memoria. Sì. Rematch subito? Sì. O c'è stata selezione PG? No, ho visto il rematch. Che belli caricamenti 4. No. Round one. Fight. Quindi Michele Papero 0-1. Conduce Papero, dai. Inizia bene Michele. Ma lui può convertire e non convertire. Dai, aspetta il perfect. Sono i kick. I trick. Bella così. Ho un'altra macchina per Michele. Round Cosa two. riuscirà a fare? Fight. Ok. La presa riesce a mandare un pochino. Tottolino. Rami. Non si metteva il terzo colpo della stringa. Presa. Sotto calcione. Avanti 4. 3. Metti quello. Grande. Mamma mia. Con le risposte non lo pulisce, Rischiosissimo lì, Tsunami kick. Non pulisce neanche. È entrata la rage art, l'altra, una delle rage art di Warhammer. Fight. Ah, ma sembra che aveva controllato di Come? sembrava che aveva controllato lui quella di Katsuya. È possibile. Forse non ho capito un cazzo. onesto. Quanto stick? Ok. Ah, mizzica. Siamo 2-0 per ora. Ha tolto un bel po' di energia però, Adesso Kazuya in rage può far male. What the Non game? chiude, attenzione. L'ignoranza! È potente! L'ignoranza! Ah, più 3. Prova con. Cosa ha provato? Un uppercut? Quello Un è lancio SS micidiale? Sì, SS2 di Katsuya, Devi Katsuya. Ce l'ha solo lui. Ah, ce l'ha solo lui. Non ce l'ha Katsuya nel normale. Ok. Quindi 1-1. Sì. E poi fare un magliato con laser, c'è una bella combo veramente Grande bella. sfida. Round one. Fight. Power Crash non ha servito niente. Colpi. Ottimo spacing, Costantino, Trottolino, si ferma al momento giusto normale. Ah, Power Crash, prende il generico riesce a sfruttarla. Avanti di nuovo Power Crash, recupera la vita. Mamma mia. Uno free kick preso proprio punito benissimo, perché gli ha allungato solo di 6 cm. Attenzione. Quindi avversaria.
Sta sempre venendo questo altro, non si deve prendere. Oddio block! Che bella parata. vabbè, Peccato, di nuovo. peccato. Ha preso across the map questo calcione, abbiamo giocato la dominazione. E di nuovo vuole tirare di dopo quel calcione lì. Per non può considerare. Attenzione, più! I danni! Mamma mia! Tutta garantita questa roba! Beh, sembrava Seria. direi illegale. Sì, un po'. Non può corretto. Non ci sta parlando. Trottolino, un water shot. Oh mamma. Che le può portare a casa la partita, questo è il grande scudo. Nella cosa mappa, fate 23. Fisica. Cosa ha rischiato con quel calcione volante? Guard. Raise dive. No! Peccato. Papero sconsolatissimo. Bravo Papero però, Michele ha Niente fatto. male. Ma Michele ha fatto il reset mentale brutto perché era Sì, 1-0. sì, era Papero. 1-0 e ha rimontato 2-1. Grande marcia. Sì, Warang paga. Penso Guarda. che questo sia Sardinian Dog contro John Carter o John Lantern. Quindi abbiamo una novità perché abbiamo già visto Sardinian Doge. Sì. No, penso sia John Carter perché è un personaggio letterario. Jack Lantern è la cosa di capo di Sì, di Halloween, Halloween. no? E John Lantern. E allora è un miscuglio. È un mix. Sì. Oppure ha sbagliato chi ci ha passato i nomi prima? No, penso sia John Lantern che è una via di mezzo, immagino, tra Jack Lantern e John Carter. Ma oppure sono droghe che qui circolano e sono brutte, ragazzi. Le vogliamo anche noi. Cioè, perché quello che ha scritto questo foglio proprio. Questo probabilmente era sotto la scuola Chernobyl proprio dopo un avvenimento brutto. Ogni fatto in riferimento a cose accadute realmente puramente casuali. Esatto. Bene, torniamo in cabina. Sì, interessante comunque. Comunque sono. Bellissimo torneo. Sì, anche. Per il cioè, momento io ho visto grandi partite, a parte qualcosa che magari sai qualcuno tira un po' troppo perché è abituato appunto a casa sua con gli amici, il classico salotto dove ti puoi permettere magari di tirare qualcosa in più perché giochi meglio dei tuoi amici. Però cavolo, qua ci sono tutti quelli che appunto non sono mai usciti dal salotto di casa Sono e i più vanno bravi dei propri e quindi è salotti. ovvio che uno si trova davanti a un altro che dice no, tiro più io. È proprio prima di regionale c'è Inter salottare praticamente. Esatto. Beh, da che mondo è mondo, quando eravamo ragazzini giocavamo a Tekken 3, Tekken Tag e ci ha giocato tutta Cagliari, tutta la Sardegna ha giocato a Tekken Tag o a Tekken 3 o a Tekken 2 in sala giochi quando uscì eravamo ragazzini. E l'età vedo che l'età media è dei 20 in su, non ci sono dico ragazzi più piccoli mi sembra, 18enni forse. Sì. Quindi tutti hanno giocato un Tekken, che sia il 3, il Tag, il 4, il 5, il 6. Sì. Prima o poi ti prende. Cioè, Prima o poi stiamo parlando ti proprio- cattura il Tekken. Ah, ok, sembra proprio una cosa bruttissima. Prima o poi ti raggiunge. No. Ok. Una cosa super positiva. Bene, Sardinian Doge. Contro. Che imbarazzo, non me lo ricordo. John Lantern. Te sei assolutamente Welcome to the Cazzo, King non of mi Iron ricordavo. Fist Tournament Era 7. proprio 7 euro prima. vabbè. Non ce lo ricordavamo. Per non sbagliare noi faremo così. John L. No, perché il problema non è la lanterna, il problema è Jack o John. Noi metteremo J.Lantern Ah, ok. e risolveremo. Attenzione. Ci scusiamo infatti per non avere il nome esatto, però pazienza. La regia con me risolve i problemi della terra, ragazzi. Basta che c'è il cancelletto indietro. Dateci un po' d'acqua qui in regia. Abbiamo la nostra acquetta. Avevamo anche lo stand gravo di bibita dietro. Sì, ce l'abbiamo. Vuole un tè freddo, vuole una Coca-Cola zero. Qua. Non possiamo fare pubblicità occulta, però Lucky io Clothing. devo bere. Io ho sentito. Vabbè. Oh, questo campo. Che pizza. Get Campo ready di for the sempre. next battle. Sardina Dog contro Jack Lantern. J Lantern, facciamo così non c'è un problema al mondo. Attenzione! Cos'è che appare lì nella profondità di campo?
Bruno Furia. Bruno Furia. Bruno Furia tra il pubblico. Non poteva partecipare. Oh, Yosapsu. Non è vero, Just Imagination, no, è la mia immaginazione. No, ma mi sa che c'è anche lui. Non è Yosapsu. Yosapsu. Ti ammazza se ti sente. Dove? Oh, l'ebola umana. Ma che cosa? Attenzione. Prende il costo e si va giù. Mamma mia. Adesso riesce a fare Dai. giù 3. Va bene. Un altro? Perché no? Cavolo. No, dietro 4 e si incendia così. Round 2. Lucky Claw è proprio un personaggio un po' strano. Che come Dani fa come un di morte. Sì, fammi capire, un colpo e si va giù. Se la prende bene sullo spazio tipo che. Doppio nell'occhio. No. Dopo 2 occhi ci sta. Vabbè. Prende male. E rifaccia tutto. Ha trapanato Ma malissimo. al primo piano, nei soli 2 round. Sono scesi 4 volte i 2 round. Un altro basso, ma lui tira Loki l'occhi e chiude la partita, direi. Il peggio slow Round motion. 3. 2-0 per il primo della serie dopo. Cambiarono il campo dopo. Lo spero per loro. Sì, da dietro! Oh mamma. Sbaglia Lucchemi, gli toglie 60, questi sono ragazzi. Perfetto. Ok. You win. Rivincita subito. Subito rivincita, subito. Non ho ben capito il trapano incazzatissimo. L'ha riuscito a rialzare e a fare male. Aveva la partita in pugno. I danni, l'ignoranza. Ah, comunque si è tenuto Lucky Claw, quindi forse è main Lucky Claw e questo J Lantern. Beh sì. Penso che no, avrebbe cambiato. Round 1. La sua boccina non mi piace. Queste mosse sono tutti svariati, dopo carte del design sembrato. Che è venuto sulla piccola di cartone. Mamma mia, cosa vuoi fare? Era scopertissimo. La gruppo si va Attenzione, punto nuovo. Sto facendo le piedi, ragazzi. Se la bassa. Dai, 1-2. Round 2. Si infierisce sul cadavere. Bruno Furia mentre guarda. Forse è venuto a vedere chi sono i migliori perché sa che i primi 3 andranno al torneo di domani. Ah sì, sta vedendo le nuove leve, probabilmente. Ok, attenzione. Ricordiamo che i primi 3 classificati di questo torneo andranno gratuitamente all'STL numero 2 di domani, Fight. che è il torneo più grosso, diciamo, per migliori appunto. Potranno entrare anche in finale. Questo da per voi. E ovviamente il gioco. KO. Nel frattempo è partito un trapano e è partito una morte, come al solito. Fight. Un trapano. Sì, il trapano, il BT34 di lui. Sì. Vedi che Poglia e si va giù, no? doveva andare giù in teoria, ma evidentemente no. Ah, i danni. Trapano, non per un soldo. Vediamo se cosa riesce a fare. Attenzione. Rotolino. No, non usalo più. Indietro 3. E che alto. Stava scudando la tibia, ma va bene così. Chiude così la partita. A 2. J-Lantern è stato ha fatto il possibile. Ah, attenzione, abbiamo Vorse contro Yamishi. Vorse? Sì. Di nuovo Vorse c'è? Sembra di sì. Ma non è che stanno iniziando le top 8? No, non ancora, non ancora. Mi sembra che... No, sono ancora i gironi. Mi dicono che sono ancora i gironi. Credo che... Sì, sono ancora i gironi. Sì. Andiamo a vedere, Vorse è già seduto, guarda, con la sua maschera. Attenzione. È come nel wrestling, ragazzi, serve avere anche il costume quando devi gareggiare. Grandioso. Ma guarda contro chi è? Yamishi, non dimmi che è È Davide. Davide! Ah, attenzione. Davide è il nostro eroe. Che viene in negozio a giocare. Che saluta! Ciao, Ciao amici. Davide! Come si scrive? Y A Mishi con la sci con l'H. Ok.
Yamishi. Welcome to the King of Vediamo- Iron Fist Tournament Vediamo chi 7. usano. Forse userà Paul. E Yamishi userà Alisa. La loro solita selezione. Guarda, abbiamo un Popeye. Attenzione. Vabbè, ti sporchi. Devo far vedere il cabinato. No, devi metterci tu, No. se no che se la regia è. Che cosa faccio io? No, La che- pera da capito. solo qua con uno. Oddio. Eccoci qua. Bene. Get Il ready mascherato for the boss next battle. contro Yamishi, che per l'occasione sfodera Non ho visto. Penso a Lisa. Steve. Steve, ovviamente, È vero, solo un no Steve, peso, Steve certo. player. Attenzione. Vorrei sapere le teste di serie del girone quando finiranno, Beh, stanno lì per finire. Io guarda, ho visto che Round Ceppo one. si è comportato molto bene. Fight. Gors stiamo vedendo adesso, ma prima ha vinto se non sbaglio. Grongo Avevo visto fino si è comportato molto bene. Anche il mitico Claudio Serafini ha vinto. E sicuramente loro dovrebbero essere in top 8. Gli altri non ho notizie ancora degli altri campi, aspettiamo. Nel frattempo qui c'è stato un round di potenza. Round Ho 2. visto che forse sta. Fight. Rollavano. Ah, c'è Emanuele. Ah, c'è Emanuele. Era là dietro. Comunque, riesci a rialzarlo? Non presente, basta, abituato a tirare dei punti di I danni. Poi ti rialzo. Non punisce, sempre il tanker. Tira, ottimo! I danni. Che danni! E adesso chiude. Uno pari. Hai visto Vors? Round three. Ne ha fatti i complimenti. Ah dai, da un'opzione a leggere i labiali, ok? Ah no, ho visto. Gli ha fatto così con la mano. Ah ok. Mentalmente sarebbe così. Sì, l'ha presa con il 4. Ricordiamo che Steve con 4 e 3 fa le schivate. Cannoni. Presa come generica tra l'altro. Death si incanna. Da lì poi può far male. Ah, non pensavo che Round la figa. Forse non faceva la figa. Attenzione, come da 10? Non la vedo neanche che difetti sta roba. Calmata. Male. Il 3. Attenzione ai dannoni. E il re sì, però potrebbe far malissimo. Oh, Poteva. no. Con la sua bandiera dell'America dietro gigante. Rematch? Sì, penso di sì. Stesso campo, il campo di Akuma, il tempio. Attenzione, qualcuno deve dire qualcosa. No, no. Ok. Ah, in tutto questo Round momento è stata one. pensata di torneo, sembrerebbe. Fight. Quella generica di Shikabu, sempre la speciale di Shikabu. Spegni un Death Fist. Sì, presa speciale. Si schiva con 1+2, ricordiamo. La combo bella, ci sarà il Death Fist. Ah, drop il Death Fist. Carico 10 con la flash. Round 2. Signor gli amici, non ci sta. Fight. Pallata che mangia gli altri. Solar. I dannoni. Ah, mi sto vedendo lo smash. Sta fatto tutto qua. Super, tirata pulenziosa, ma ricordiamo che sei. Quindi è onesta, però è alta. Beh, tutte uno. Ok, era indietro. Ci piace, uno pari. Gli amici deve cercare di. Fight. C'è questo set. Non ho capito cos'è quella mossa. Uno, due. Questo è un launcher, è una specie di Ah, sì, proprio lo sbatter terra. sì, però boh. Era una rimabilità, magari mi stava sputtando una bella. Raggiunge. Non finisce. Attenzione, attenzione, forse finisce qui. 2-1 per gli amici. Round 4. Attenzione. Fight. Pallata, va bene, la punta bene dagli amici. 10-2. No, droppa di nuovo, sta droppando tutti i testi in questa partita. Il solo formata, il video, il cambio. Danno 2. Oh yeah. Cancan, non riesce a finirla.
Super, forse è anche troppo lontano per essere sviluppata. Una spalla. Ok. Fight. Cioè proprio era sviluppata con la spada che si è visto con proprio tempo. Aia, 3 colpi. Vale in 2, siamo 22. Novitata. Sempre Flexi Solar. Flash non riesce a vincere più Death Fist. Oh! Guarda che recupero che sto facendo. Attenzione. Non ci credo. Gli amici. C'è qualcuno che sta facendo il mafioso, dice quando è potito mio joystick. Forse dice ho parato probabilmente. C'è Cosa è rivincita. successo? Uno pari. Gli amici è felice come una biscia. Yeah, guarda come gongola. Non si- Bravo, ovviamente bravo. Round Non poteva one. cambiare il personaggio. Bravi, tutti e due. È È una stato partita questa, Sì. Ce la giocano, vedi? un paio di Death Fist in più. Qui deve convertire. Sì. Super, non credo sto Sofferta. Non arriva. Non ci arriva neanche. Round two. Se non ci arriva sempre come punizione, non si sa perché è lento. E 2. Mangia un meglio. La roba. Ok. 2. Non ho capito cos'era, ma ha funzionato. Palmata. Il counter al basso. Non riesce a girare bene subito. Boss. Mi schiaccia il piede. Forse ha tirato. No, Però almeno si salva. Non vedi il basso 2-0. peccato. Round three. Problemi di seduta. Fight. Inizia con una spallata. Non si gioca. Però quindi è meglio avere così. Gli mangia l'altro. Ma ci sta lì. Attenzione, qui è con la Perché battuta i in 2. ragazzi non si mettono le cuffie? Io non riuscirei a giocare così dopo il calcio dietro. Magari no, non vai più differenza. Madonna! Ha tirato! No. Penso no. Ah no. Attenzione, Damage City. Basso. No! La Parry! Cavolo! Ce la stava per fare, portava a casa il round, era aperta la sfida. Cioè, ha fatto un Loperry magico là. Magico Perry, hai visto? Non ci crede, ragazzi. Adesso abbiamo Ma contro- boss non ci sta, 2-1. Sì. Attenzione, adesso tocca. Bene, che sfida abbiamo adesso? Cosa ci propone la scaletta? Gli amici di nuovo contro Wave Knock. Ah, quindi gli amici deve rimanere. E ci saluta gli amici, ciao. Ogni 2 secondi, ma anche giocare. Gli amici quindi rimane. Sfida Wave Knock, che è il ragazzo che abbiamo visto prima. È l'amico di Ceppo. L'amico di quarto. Ok. Vorremmo sentire dire quelli che fiscale, ma non credo sia onesto. No, non lo gradiamo. Forse adesso possiamo sapere qualcosa della tua porta, probabilmente. Beh, sicuramente qualcosa di più, anche perché sta arrivando il momento in cui sta per iniziare, immagino. Questo è il discorso. Sì. Chissà. Comunque avete già visto un sunto di quello. Sono veramente tutte belle partite. Molto belle partite. La domanda è forse ci siamo anche persi partite più fighe in altre postazioni. Noi non Cavolo. potevamo mica sapere. Non potevamo mica sapere chi cavolo andava a finire in streaming o meno quando abbiamo assegnato 1, 2, 3, 4 alla scaletta dei match. La console da streaming era la numero 1 se non sbaglio. Quindi ci sono solo alcuni match che sono finiti in stream. Onesto. Chissà. Spero che comunque vi stia piacendo questo torneo, ragazzi, anche perché il livello è alto, cioè più sopra la media, perché ragazzi, cioè guardatevi un po' i gradi o i gradi online, vedete che tipo, la maggior parte sono i gradi critici. Dai. Quindi è un torneo di giocatori nuovi, però si vede che l'hanno fatta anche per gratis perché pensavano di poter vincere comunque, perché sennò ha un po' di gioia. Attenzione, infatti, Wave Knock contro gli amici. Chissà cosa succederà. Le cuffie grave.
Racer. Vediamo di gente. Ah, Ruffi, attenzione, ricordiamo che siamo in una fiera di comics, se non avete capito è tipo il Luca Comics, però in cartina. Onesto. Forse si dilegua. Alisa Boscano e Steve Fox. Ok. Gli amici penso stia usando ovviamente Alisa. No, sta usando Steve. Get ready for the next battle. Cosa usa? Che imbarazzo. Grongo che passeggia, attenzione. Che penso debba giocare nella sua postazione. Ah, con sì, quella giocatrice che sta andando con lui. Gli amici usa Steve ovviamente. Round 1. Stanno iniziando? Sì. Gli amici Steve sempre e Alisa Patata. Patata. Mentalmente si è andata così. Soffiata lancia, però non la sfrutta. Ok, meno male mangia la presa. Con la presa mangia un colpo. Non dipende, intenta la supera così mappa, non sei wifa proprio. Non pulisce. Ma non usa lo screw. Davanti al cartone. Non para? No, Peccato. non è gratuita quella. Ma no, non è garantito. Doveva parare, ha parato basso. Molto basso, stava andando in contatto. Perry! Gli batte la testa, non si vede tutti i giorni. Anche perché. Infatti qualcuno dietro ride. Siamo giusto. Penso che abbia sbagliato la mossa. Va a fare il passettino. Adesso inizia a bloccare, super di nuovo. Troppo lontano. Perché la tira? La tira e soprattutto la tira da lontano. Boh, questa magari. Forse sbagli i capi, non so, forse uno più due per la di Steve, non sbaglio. Ottimo block. Stavo vedendo con la coderare ma forse si è fermato. Aspetta, non prende. Quello speciale è che riesce a considerare una cosa. No, non riesce a fare veramente una cosa, riesce a mettere il lancia, se sbagli quel cosettino, non Questa è soperdissima, non pulisce. Aia. Allora, tutti e due, non pulisce, super di nuovo. È È alta! alta, non so come. È alta, quindi la stava tirando. Eh sì, è chiusa. KO. Dai, ogni 10, cioè. Eh beh, non puoi sì, entrare. non puoi entrare, esatto. Slot machine. Tira non tira. Solo un po' più prima. Poi troppo fastidioso. In counter, se il primo prende in counter. Sì, è uno più due, poi il lancio Alisa riesce a mettere il peggio, sta facendo andando via, sta sbagliando la posizione. L'occhio. 楽しく Vediamo cosa succede. Wave knock 1. Sì. In teoria adesso E c'è amici un cambio zero. pick. C'è un character change. Che cavolo! No, To the King of Iron Fist sappiamo che hai vinto, ma cioè, Messaggi più subliminali. Alisa nel mentre qui in Boscano. regia è venuto a trovarci un ragazzo del gruppo di Smash che si vuole far vedere, è troppo alto, grande, Ma è venuto a... Anderson. Com'è andata al torneo di Smash Non me la vedo. sabato? Ce n'era gente Micidiale. micidiale? Fantastico. Ma hai saputo che mentre non c'eri domenica è venuto Sio a giocare con i ragazzi? Sì, io. Sì, Quello di sì. YouTube. Proprio lui degli Scottex Comics. Si è seduto che i ragazzi hanno fatto il torneo. Io non c'è. Si è perso. E noi ci stiamo perdendo il match. È un mirror match. Come un mirror? Ha cambiato? Sì. Oh mamma, è l'occhio. Da come gioca questo qui è con la neve. Au. Round 2. Fight. Sai che secondo me stanno no. Ma devi mettersi veramente qualcosa di sopra. Drop dalla il launcher. Ok, 3. Define. Quello prende, è alto, evidentemente, però credo. Forse prende? La prende a mezz'aria.
KO. Round 3. 0. Fight. Ci vuole fare l'eroe. Penso sia appunto cerca di vincere il set. Non me la sta bene risposta. Count sbaglia super cose. Non lo aspettava. Di nuovo la super nell'occhio. La super il tempo dell'occhio. Uno pari. Round 4. No, 2-1. Fight. 3. Vaninato. Ah, non riesce a convertire. Non è basso, non serve lo blocca. Passata. Ho rischiato. Uno di vita. Supera queste map. Non riesce a ribeccare. Non è molto contento con il wave knock. Ah, più male, sono sulla prima vita. Passata. Non ci credo. Ah, riesce a fare recuperare 2 pari. Meno male. Tira un sollievo di un spiro di sollievo. Un facing. Avanza. Speculare. Pena. Non si steppa per evitare la mossa. Ormai c'è non è che aspetta, potete ferri, town, non so cos'è. Danni. Mi sono passata. Attenzione. You win. こんなに強いの Sono pari. Wave knock 1, Yamishi 1. Vediamo se. Ah, ci sarà la rivincita, di nuovo il mirror match. Round 1. Non cambia il personaggio. Fight. Vediamo come riuscirà a fare. Non le info sono un attimo mischiate. Di nuovo, il primo round, il primo set. Bravo time. Trick, dropkick e può continuare, vediamo dropkick. Ah, mi riesce invece. Round Sta utilizzando wave knock probabilmente. fight. Garantito probabilmente, il terzo non si aspettava. Ok. Poi posso senza farla apposta. Imparabile, non so come bene commentato. Sbatto. Non mirror match io sull'eroe. Garantito. Quel no sembra proprio sconsolato. Deve, secondo me ce la può fare. Bene, io mentre vado a informarmi su questa top 8 che dovrebbe essere quasi imminente. KO. Vince gli amici. Fatto un risultato magico. こんなに強いの Segniamo subito Il vincimento. il suo vincimento. Che gironi d'inferno, un sacco di partite comunque. In 6 su 4 gironi micidiali. 48 partite, no? No, 60. 60 partite, fino per 12. 12, 48. No, di più. Erano 5 gironi. No? No, in uno faccio un po' partecipa. Lo devi. Devi prendere la scala. Sì, sì, sì. Penso che siano 40. Adesso dovremmo andarci. Devo un wave knock. I ragazzi discutono. Mauro. Ah, Mauro! Yes. Akuma e Lita Player. E Wave Knock rimane sempre seduto a sinistra? Così gli editiamo soltanto. Saluta nel frattempo Mauro. Gli amici, saluta sempre. No. Davide ha salutato. Sì. Ah, ok. Vediamo Mauro. Quindi loro erano nello stesso girone. Sì. Aspetto con ansia che vengano tutti i negozi a giocare a Scoppio, veramente. Signor Davide.
Welcome to the King of Iron, Alisa Boskanovic. Alisa contro Alisa. No, cambierà. No. Immagino sia Akuma, Alisa Mauro Boskanovic. Oh, non vedo l'ora di vedere questo match. e Pinocchio. Get ready for the next battle. Ecco che sta per iniziare.